Buona giornata, ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali. Anche oggi gran parte del nostro TG sarà dedicato alla strage del bus precipitato dalla rampa cavalcavia Vempa di Mestre e naturalmente in queste ore continuano le indagini per accertare che cosa esattamente sia successo, perché il bus sia precipitato. L'inchiesta naturalmente è in corso e poi ci sono tutti gli aggiornamenti sulle condizioni dei feriti. Poco fa è arrivato il nuovo bollettino regionale. Fortunatamente ci sono delle buone notizie in questa tragedia ed è la buona notizia è che stanno migliorando le condizioni di almeno alcuni dei feriti. 2 difatti lasceranno nelle prossime ore la terapia intensiva. Restano quindi ancora 5 persone ricoverate in condizioni critiche delle 15 che complessivamente sono finite all'ospedale, ma di questo parleremo tra poco collegandoci con la nostra collega Valentina Visontin. Intanto appunto in molti si stanno interrogando sul perché sia successa questa strage e i riflettori sono puntati sul guardrail del cavalcavia. Proprio nel punto dell'impatto torniamo anche questa mattina con la nostra Ilaria Marchiori assieme a Sandro Ponchio e dovrebbe esserci con loro anche l'assessore Renato Boraso. Ilaria, ci sei? Sì, Marta, siamo qui, siamo in diretta, però dobbiamo aspettare ancora qualche minuto per avere qui con noi l'assessore Boraso, perché in questo momento è un attimo impegnato. Potremmo riavere la linea tra qualche minuto? Sì, se volevi intanto farci un rapido aggiornamento su quelle che sono le ultime novità dell'inchiesta, dell'indagine intanto, no? Rispetto a quanto accaduto, Ilaria. Sì, Marta, allora grazie. Vediamo se Sandro riesce un attimo a muoversi, perché questa mattina la situazione è abbastanza caotica qui sopra il cavalcavia. Vediamo infatti alle tue spalle che ci sono davvero tantissime, adesso vi facciamo vedere, televisioni. ecco, questo è proprio... Ecco, infatti, tra l'altro sono arrivati anche colleghi, anche ovviamente della stampa estera, per seguire la vicenda, quindi questa mattina la situazione, come dicevo, è abbastanza caotica. Come state vedendo dalle immagini di Sandro Ponchio, qui ci troviamo proprio sul punto in cui è avvenuto, in cui l'autobus è precipitato. Eccolo qui il punto, lo vedete. Naturalmente ci sono tutte le transenne, sono anche cadute perché ovviamente con i passaggi continui anche comunque delle forze dell'ordine che stanno facendo i rilievi e tutti i sopralluoghi del caso, qualcuno riesce ancora a passare per poter vedere com'è la situazione. Vi vorrei far vedere anche il guardrail di cui abbiamo a lungo parlato anche ieri nel corso della nostra edizione straordinaria, quindi durante tutto il giorno. Eccolo qui. Questo è il guardrail, in realtà è la parte finale. Sappiamo che, come ci ha detto anche ieri il procuratore Bruno Cherchi, il procuratore capo di Venezia, è stato appurato che il mezzo ha strisciato per circa 50 metri lungo il guardrail. Stiamo vedendo qui alcuni segni, grazie anche, ecco, vedete ad esempio qui è stato anche divelto in qualche modo una cinquantina di metri per poi appunto precipitare su quel punto che vi sta facendo vedere Sandro con le immagini. Secondo quanto è stato già appurato, lo ripetiamo un'altra volta, non c'è stata un urto, una colluttazione con l'altro mezzo, il mezzo dell'altro pullman che vedevamo in quel video che abbiamo visto più e più volte ieri nel corso della nostra edizione
disposizione straordinaria delle telecamere di videosorveglianza della zona. Inizialmente si poteva pensare ci fosse stato un qualche urto tra i due mezzi, così invece non è stato, e il procuratore Cherchi l'ha proprio confermato ieri durante il suo punto stampa, durante la sua conferenza, proprio perché hanno voluto confermare che non c'è stato questo urto, questa colluttazione, ma che il mezzo guidato da Alberto Rizzotto ha strisciato per 50 metri circa lungo il guardrail per poi precipitare qui. Le ipotesi più accreditate, però ovviamente questo sarà solamente l'autopsia a poterlo stabilire, sono quelle di un eventuale malore o addirittura un guasto tecnico, però appunto questo lo sapremo solamente quando si avranno dei dati più certi, quindi sia sul mezzo, che lo ricordiamo adesso si trova in un'area protetta all'ex mercato ortofrutticolo di via Torino, sia grazie all'esito dell'autopsia che rivelerà se effettivamente Rizzotto quella sera abbia avuto un malore o meno. Noi continuiamo qui ad attendere l'assessore Boraso, che però in questo momento ancora non riesce a liberarsi. Senti Ilaria, allora guarda, nell'attesa dell'assessore Boraso, noi intanto andiamo avanti, richiedici la linea poi quando arriva. Certo. Perché? Ok, grazie, intanto buon lavoro. Nel frattempo arrivano tante storie, tante testimonianze sia dei sopravvissuti che di coloro che hanno contribuito ad evitare che il bilancio di questa tragedia fosse ancora più grave. E proprio poco fa a Mestre la collega Anna Maria Parisi ha incontrato il ristoratore kosovaro che è riuscito a salvare, estraendoli appunto dal bus precipitato, alcuni bimbi. Sentiamo. Gli eroi che ha salvato dalle fiamme e insomma da un destino diverso da quello che poi è stato i bambini, alcuni dei bambini nella tragedia che si è consumata proprio a due passi dal ristorante, dal ristorante di sua proprietà, da dove ci troviamo noi. Che cosa è successo? Ecco, adesso vediamo con le immagini di Alberto Pivetta proprio il luogo della tragedia, vediamo perché ci sono tante persone che stanno sostando lì. Che cosa è successo l'altra sera? Ci racconti tutto. Allora, quella sera lì, che era sulle 19:38, era un mio locale qui indietro che ha le vetrate con la vista verso di qua. Ero all'interno con mio socio Giorgio Passucchi e Stefano Gavazzi di Venezia, che abbiamo visto sto rumore e sta caduta dal ponte. Pensavo che è venuto giù il ponte e da lì sono partito fuori. Ho corso fino qua e qua c'era un ragazzo di nazionalità Bangladesh con un bambino in braccio qua che urlava, è caduto giù un pullman, Da lì io non ho pensato altro, ho saltato la recinzione, ho tirato dritto e mi sono trovato dove c'è quella muretta in calcestruzzo e poi lì ho saltato anche la muretta e sono caduto giù. Lì Scusi, ancora la stazione però non era stata chiusa. No. Quindi lei ha ma rischiato anche in prima persona perché i treni passavano. Sì, fai il conto che dal momento che è successo l'incidente io ci ho messo 30 secondi ad arrivare là. Cioè non ho neanche guardato se ci sono treni o non ci sono i treni. Là ho tagliato dritto proprio di corsa e sono arrivato nel posto dove era la tragedia. Lì non ho trovato nessuno, sentivo dei urli, sentivo che piangevano eccetera e lì ho visto questi due bambini e che ho cercato di mettere da parte e li ho messi due da parte che sono origini di Ucraina. Due fratellini? Sì, due fratellini, un fratello e una sorellina, quindi che piangevano, che chiedevano sempre la mamma. Fai il conto dal posto dell'incidente a indietro di 30 metri c'erano tante persone che facevano il video e foto che io chiamavo l'aiuto, venite a aiutarmi, venite a darmi una mano, nessuno. L'unico che mi ha dato una mano, un incontro diciamo, è stata una persona che mi ha lanciato da cavalcavia, da sopra, mi ha lanciato giù un estintore dove che poi l'abbiamo usato. Poi è venuta anche un'altra persona in quel momento là, non so chi è stato, e poi io mi sono
tirato indietro, sono andato a urlare a tutte le persone che hanno bloccato tra l'altro anche la strada, perché sentivo le sirene dei pompieri, della polizia che stavano raggiungendo il posto, e lì sono andato a urlare, ho detto andate via, lasciate passare. Perché comunque la gente era presente, anziché intervenire, dice, stava filmando quanto stava accadendo invece di dare un aiuto concreto. Sì, Questa cosa le ha fatto molto male. Tanto male. Tra quanto poco puoi dare un aiutino è sempre utile, anche se non sei, non so, un medico, che non sei un pompiere o qualcosa, lo puoi dare sempre un piccolo aiuto. Perché bastavano quelli 4 minuti, magari essere una decina di persone, potevamo tirare fuori molto più gente, salvare più vittime, secondo me. Quanto dice è veramente raccapricciante, perché significa che, insomma, nonostante le parole molto accurate del vescovo di Venezia, il patriarca Moraglia, che insomma questa tragedia ci deve insegnare a stare più vicini, a essere l'uno di supporto all'altro, e invece si è visto come ancora, come dire, l'edonismo delle immagini di chi arriva prima e filma e posta, l'ha avuta vinta, dice lei. Ma secondo me basta che qualcuno veniva anche là vicino, ma magari mi dava anche il coraggio. Mi dava il coraggio, perché pensare che uno che si trova da solo a un pullman grande, che poi hanno iniziato dopo 4 minuti, anche le fiamme hanno iniziato. Nel frattempo sono usciti anche una ragazza francese, attorno a 16 anni, un ragazzo di origine croato e anche un uomo di Ucraina, avrà intorno ai 50 anni. Probabilmente loro sono salvati dai 2 africani che io non li ho visti, perché loro erano lato opposto. So che mi hanno detto il mio socio e anche Stefano Gavazzi che il ragazzo che era qua con la bambina, anche lui ha saltato la recinzione con la bambina in braccio, mi ha corso indietro di me, ma non ha potuto saltare la muretta, perché la muretta è molto più alta, e poi lui si è tornato indietro con la bambina piccola. Quindi un messaggio anche a lui, lo ringrazio, però non puoi rischiare una vita, una bambina così, una bambina piccola, penso che aveva 3-4 anni, piccola, lo teneva così in braccio. Senta, lei ha rischiato in prima persona la sua vita per poter salvare queste altre 2 vite, queste di 2 fratellini. Sì. E, dice, avremmo potuto salvare molte più vite se, anziché la gente stare lì ferma a filmare, a fare foto, fosse intervenuta. Sì. E questo è molto triste. Sì. Lei ieri è andato, per quanto riguarda i 2 fratellini che lei ha messo in salvo, i 2 bambini, è andato all'ospedale di Mestre All'Angelo in cerca di loro, ma le hanno detto che non sono ricoverati lì. Sì, sono andato lì e mi hanno detto che oggi è il primo giorno, impossibile, anche se sono qua, però mi hanno confermato che i 2 ragazzi non sono all'Angelo, mi hanno detto che sono a Treviso. Oggi nel pomeriggio vorrei fare un salto, spero che mi fanno entrare, o perlomeno prima di portare il loro paese vorrei rincontrarli e salutarli. Ecco, lei ha questo appello, ha lanciato questo appello, lei vorrebbe comunque riabbracciare questi 2 bambini. Sì, perché anch'io ho 4 bambini, mi sembravano come fossero i miei bambini. Io ho 4 bambini, la piccola mi sembrava come la mia bambina che ha 4 anni, e mi sono sentito proprio come che chiedevano la mamma, ma non potevo fare altro. Brutta serata, non posso dimenticare mai un tragico incidente del genere, spero che non succeda più a nessuno. Basta. Tocca. Lei è riuscito a dormire poi quella notte? No, non ho potuto dormire, e solo pensavo a quello che è successo, e no, non ho dormito, non potevo. No. Ha detto che si è sentito da padre, si è sentito un po' il padre adottivo di questi 2 ragazzi. Sì. Mi sembravano come i miei figli. Mi sembrano proprio come i miei figli, e mi hanno fatto. Io, proprio dal cuore, condoglianza alle famiglie che hanno perso i loro cari, che auguro a quelli che sono nell'ospedale che stanno bene, che superano anche questo tragico incidente che è successo.
Ecco, questa quindi la toccante testimonianza, l'avete sentita, che è stata raccolta dalla nostra Anna Maria Parisi, di quest'uomo che è riuscito a salvare, tirandoli fuori appunto dal pullman precipitato dal cavalcavia, 2 bambini. Intanto naturalmente l'Europa intera sta facendo il tifo per le persone che sono rimaste ferite. Sono 15 i feriti ricoverati negli ospedali del Veneto. Poco fa la Regione ha diffuso il bollettino medico con l'aggiornamento, e proprio per tutti gli aggiornamenti ci colleghiamo con la nostra Valentina Visentin da Padova. Buongiorno Valentina. Sì, buongiorno, siamo all'esterno dell'ospedale di Padova, dove sono ricoverati 3 dei feriti più gravi. Si tratta di una bambina di 4 anni ucraina, di un'altra cittadina ucraina e di una donna spagnola di 52 anni. Sono i pazienti più gravi perché presentano ustioni molto seri e proprio in queste ore sono sottoposte a continui e delicatissimi interventi chirurgici qui nel reparto grandi ustionati di Padova. Come ben dicevi Marta, pochi minuti fa è stato diffuso il bollettino medico con gli aggiornamenti. Dei 15 feriti ce ne sono 2 che fortunatamente sono in fase di miglioramento e verranno dimessi in giornata dalle terapie intensive. Si tratta di un 29enne croato che purtroppo nell'incidente ha perso la moglie e si trova ricoverato a Milano, e di una 20enne francese ricoverata ad Olo. Anche lei ha perso il fidanzato che le sedeva accanto. Per quanto riguarda le condizioni degli altri feriti, ce ne sono 5 pazienti ricoverati all'ospedale All'Angelo di Mestre. Sono 3 di nazionalità ucraina, 2 di nazionalità tedesca. Un paziente è ancora in condizioni critiche, 2 invece sono in fase di miglioramento. Per quanto riguarda invece l'ospedale Cafoncello di Treviso, qui ci sono altri 2 bambini. Si tratta di 2 fratelli di nazionalità austriaca di 4 e 13 anni. C'è un adulto che è il papà di uno di questi 2 fratellini, un spagnolo che è il marito della signora spagnola che è ricoverata qui a Padova, e la mamma della bambina ucraina che è qui ricoverata a Padova. Questo è il quadro dei feriti. Per fare un report sono 12 adulti e 3 minori. 7 ancora in terapia intensiva. Qui con me c'è Marco Toson, presidente della Fondazione Hope Ucraina. Il numero purtroppo fino adesso di feriti ucraini è il maggiore, così come il numero delle vittime ucraine è quello più consistente. Si sta procedendo anche all'identificazione che non è facile, e dottor Toson, voi come fondazione state dando il massimo sostegno, vi siete mobilitati quando è iniziata la guerra, purtroppo anche questa emergenza, e voi state dando tutto il sostegno alle famiglie. In che modo? Assolutamente, la nostra fondazione Hope Ucraina è nata con lo scoppio della guerra in Ucraina, e oggi ci troviamo di fronte a una nuova emergenza, una nuova incredibile situazione. Ci siamo adoperati per cercare di per chiarire tutte le situazioni di queste persone decedute, e siamo qui all'ospedale di Padova per vedere questa bambina che è in gravissime condizioni, ustionati, e abbiamo messo a disposizione dei centri per accogliere i parenti delle vittime che stanno arrivando, e quindi per dare massimo supporto a loro. La Fondazione Hope è purtroppo in questo momento in linea con tutta la parte emergenziale, e sembra incredibile che oltre alla guerra questa grande emergenza su questa situazione dell'autobus di Mestre sia intervenuta. È una storia incredibile anche. Questa bimba era arrivata qui a Venezia perché? Era arrivata a Venezia perché con la famiglia dovevano andare a trovare il papà, e quindi lei con il fratello, il fratellino e con la mamma stavano recandosi a trovare il papà. Quindi una storia straziante di una famiglia che veramente speriamo, crociamo le dita perché questo possa essere la sua guarigione. La situazione è grave, però cerchiamo di fare
forza comune perché i medici e noi facciamo una preghiera per questa bambina possa passare questa notte. Ecco, state cercando anche di contattare un po' i familiari perché è difficile anche fornire informazioni precise sui nomi delle persone coinvolte. Sì, stiamo contattando i familiari, mettendo in comunicazione un centro, abbiamo messo a disposizione il centro di OP di controllo e come dicevo prima abbiamo dato a disposizione anche degli alloggi insieme con la protezione civile proprio per accogliere le famiglie che stanno arrivando. È stato anche indetto una raccolta fondi dalla fondazione OP, quindi se lo potete trovare su fondazioneopucraina.it, dove praticamente raccogliamo fondi per le famiglie proprio per dare loro un minimo di assistenza e di aiuto. Grazie mille. E alle 15 è previsto un nuovo bollettino medico per quanto riguarda i 3 pazienti ricoverati qui in azienda ospedaliera a Padova. Per il momento le informazioni che abbiamo sono quelle appunto di un quadro clinico molto grave, hanno superato la notte e sono costantemente monitorati e sottoposti a piccoli interventi di chirurgia nel reparto grandi ustionati. Sono interessati ovviamente anche la terapia intensiva per gli adulti e la terapia intensiva pediatrica che è presente qui all'interno dell'ospedale di Padova. Da Padova è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Valentina Visentin e al console onorario dell'Ucraina, che abbiamo detto ha il numero maggiore purtroppo di vittime di questa strage, 9 appunto le persone originarie dell'Ucraina che hanno perduto la vita. Ieri sera l'abbiamo detto, sono stati identificati tutti i deceduti nello schianto, appunto 9 ucraini, 4 romeni, 3 tedeschi, 2 portoghesi, un croato, un sudafricano e un unico italiano, appunto l'autista del bus. Ecco, la regia sta mandando in onda questa foto perché la persona croata deceduta è questa sposa, questa giovane sposa incinta di 6 mesi che assieme al marito aveva deciso di trascorrere il viaggio di nozze a Venezia, un sogno per loro che si è concluso purtroppo nel più drammatico dei modi. Lui è ricoverato all'ospedale di Milano in grave condizioni, lei non c'è più. Sono molte le storie che stanno emergendo in queste ore, appunto c'è quella che avete sentito dal console ucraino di questa famiglia, ma poi ci sono anche i 2 fratellini che hanno perso la mamma, ora sono ricoverati a Treviso, uno di loro ha perso anche il papà, erano figli di prime e seconde nozze. Poi c'è anche chi è sopravvissuto a questo dramma ma ha perso una persona cara, come Alexander Lomakin, 39 anni, turista ucraino che in questa tragedia ha perso il padre anziano. Ora l'uomo è ricoverato all'ospedale di Mestre. In un'intervista pubblicata oggi su Repubblica ha raccontato quanto vissuto, ho sentito un boato come di un terremoto, ha detto poi mi sono ritrovato in mezzo a corpi senza vita con il sangue, le persone ferite. Sono questi appunto gli attimi drammatici raccontati da questo turista ucraino di 39 anni che appunto ha perso il padre nello schianto ed ora continua a ripetere: voglio solo sapere cosa è successo, voglio sapere di chi è la responsabilità. L'uomo ha riportato gravi traumi appunto nella caduta, traumi da schiacciamento, perché ovviamente le persone sono rimaste schiacciate dalle lamiere, dai bagagli, dalle persone stesse che si sono appunto rovesciate una sull'altra. Ha detto: ho provato a difendermi tenendo la testa tra le mani, ma l'urto è stato fortissimo. In quei momenti ho perso di vista mio padre e purtroppo non lo rivedrà mai più da vivo. Questa appunto è una delle tante storie. Dicevamo delle vittime ucraine, 9 appunto, il paese maggiormente colpito da questo disastro. La città di Venezia è gemellata con la città di Odessa e proprio ieri sera il sindaco di Odessa
ha voluto inviare un messaggio al sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro. Sentiamo le sue parole. Caro Luigi, cari veneziani, tristezza, angoscia, dolore. È difficile trovare le parole di fronte a un incidente così tragico, avvenuto ieri a Mestre. Tragedia che ha coinvolto anche delle famiglie ucraine. Desidero ringraziare l'amministrazione di Venezia e tutti i soccorritori per l'enorme lavoro svolto per salvare e assistere le vittime. Esprimo le mie più sentite condoglianze e di tutti gli odessiti. I nostri cuori sono con le vittime e le loro famiglie. Insieme al mio consigliere per gli affari esteri Attilio Maliani sono in stretto contatto con il sindaco Luigi Brugnaro per seguire le notizie di questa tragedia. Ed è profondo il cordoglio da parte di tutta la politica, ne abbiamo parlato diffusamente anche nella nostra edizione straordinaria di ieri. Sentiamo le parole del ministro Salvini, che ha portato il cordoglio proprio del governo e dell'Aula del Parlamento, chiedendo di fare chiarezza il prima possibile. Grazie, innanzitutto esprimo il cordoglio mio e sicuramente di tutto il governo e di tutta l'Aula per le vittime del terribile incidente di Mestre, sperando che i feriti che stanno ancora lottando per la vita ce la facciano. Quindi il mio e il nostro pensiero alle famiglie e a coloro che stanno ancora lottando per la vita in queste ore, con l'auspicio che venga fatta chiarezza il prima possibile su questa impensabile tragedia. Ecco, allora, queste avete sentito le parole di Matteo Salvini. Intanto lo dicevamo prima con la collega Ilaria Marchiori, stanno andando avanti le indagini che si concentrano su molti aspetti. Da un lato appunto si attende l'autopsia sul corpo dell'autista, del conducente del mezzo elettrico Alberto Rizzotto, per verificare una delle ipotesi in campo, quella che appunto l'uomo sia stato colto da malore, e poi continuano anche le indagini naturalmente sul mezzo e sulla strada, su quel tratto di rampa cavalcavia dove appunto si è verificato l'incidente. Sentiamo cosa ha detto il procuratore Bruno Cherchi. Sono le 19:38 e 28 secondi del 3 ottobre. Eccole le immagini shock registrate dalle telecamere che immortalano il momento dell'incidente lungo rampa Rizzardi a Mestre. Si vede l'autobus bianco condotto da Alberto Rizzotto procedere. Poi oltrepassa un pullman che sta correndo nella corsia alla sua sinistra. Scompare per un attimo, per poi riapparire e precipitare da un'altezza di circa 10 metri. Poi le fiamme. Tutto in pochissimo tempo. Immagini che lasciano senza parole. 21 deceduti, tra cui 2 minorenni non ancora identificati, ma riteniamo che siano davvero minorenni, e tra questi 7 sono stati identificati, 5 ucraini, un italiano che è l'autista, un tedesco, e quindi 7 al momento identificati. Mentre per quanto riguarda i feriti sono 15, 4 ucraini, un tedesco, un francese, un croato, 2 spagnoli, 2 austriaci. Su 15, 11 sono stati identificati e 4 da identificare.
Un bilancio drammatico, quello riferito dal prefetto all'indomani della tragedia, in cui però si è salvato un neonato. Una scena definita apocalittica dallo stesso prefetto, così come dal sindaco Brugnaro, mentre le indagini proseguono e mano a mano si delineano dei punti fermi. Ci sono dei punti che sono sufficientemente fermi. Il primo punto fermo è che non ci sarebbe stato nessun contatto tra il pullman che è caduto ed altri mezzi, questo è il primo punto. Il secondo punto fermo è che risultano delle tracce di contatto tra il mezzo e il guardrail circa 50 metri prima della fuoriuscita, con un appoggio sostanzialmente e poi con una fuoriuscita. Questi sono i punti centrali. La procura ha aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio plurimo stradale. L'autobus è stato sequestrato in attesa di consulenze che possano certificarne le condizioni, così come quelle delle batterie al litio. Il bus è stato trasportato in una zona sicura, ampia, dove mano a mano viene continuamente raffreddato per evitare la ripresa delle fiamme. Gli inquirenti hanno sequestrato anche l'intera area, dal punto di contatto a quello di caduta, ovvero il guardrail e il parapetto esterno. Intanto quindi continuano le indagini, polizia e carabinieri stanno sentendo i testimoni e i sopravvissuti per ricostruire anche dalle loro parole la dinamica della tragedia. Eccolo il guardrail su cui per circa 50 metri avrebbe strisciato l'autobus guidato da Rizzotto per poi precipitare. Nessun segno di frenata sull'asfalto e per quanto riguarda la velocità sembra che il mezzo procedesse lentamente. Nessuna collisione dunque con un altro mezzo, anche secondo quanto hanno raccontato alcuni dei sopravvissuti. Hanno dato delle indicazioni che collimano con le ricostruzioni fattuali, e cioè non ricordano di aver sentito urla di nessun tipo e soprattutto non hanno sentito botte, colpi dalla parte sinistra del mezzo, e quindi questo collima con l'assenza di elementi che fanno pensare ad uno strusciamento, ad un contatto tra i due mezzi. Escluso l'impatto, dunque si propende per un malore dell'autista o un guasto meccanico. L'autopsia sarà importante, penso che dovrebbe darci degli elementi ulteriori per avere un quadro sempre più completo. Difficile ora dare un'identità alle vittime, molte non avevano i documenti con sé. Per questo motivo il procuratore ha spiegato di aver dato incarico alla medicina legale, ma anche alla polizia scientifica, se necessario, di ricorrere all'esame del DNA. Una tragedia che ha sconvolto la comunità, tanto che questa mattina più di qualcuno si è recato sul posto per lasciare dei fiori. Sono passata ieri che era appena successo. Cosa ha visto? Brutto da vedere, proprio brutto. Le fiamme, l'odore di bruciato. No? Una notte di lavoro, la scorsa, che ha visto centinaia di forze in campo. Lo scenario ti rimane impresso, molti dei pompieri, e siamo intervenuti con oltre 60 persone, con oltre 30 mezzi, anche dalle province di Treviso, Padova, Rovigo, e molte delle persone, dei colleghi che ho salutato, ho sentito, eccetera, mi hanno detto: guarda, io comandante, io non ho mai visto una roba del genere, una roba così. Ecco, un dramma dunque che ha profondamente sconvolto non solo Venezia, Mestre, ma l'intera regione, anche la Marca trevigiana. Sotto shock in particolare la comunità di Vazzola. A Tezze infatti abitava Alberto Rizzotto, il conducente del mezzo che purtroppo nel terribile schianto ha perso la vita. Andiamo quindi a Tezze di Vazzola con la nostra Anna De Roberto e la collaborazione tecnica di Nicoletta Rizzetto. A te, Anna. Sì, eccoci Marta, buongiorno a te telespettatori. Alle mie spalle c'è la casa dove viveva Alberto insieme al fratello Giulio e poi mamma Maria delle Rome e papà Luigi. C'è un'atmosfera particolarmente surreale questa mattina, Marta, perché è come se a 48 ore di distanza da quello che è accaduto il quartiere abbia scelto il silenzio nell'attesa di sapere la verità, ovvero i risultati dell'autopsia che verrà fatta a questo
pomeriggio. Perché abbiamo provato a suonare il campanello, ma come noi, devo dirti Marta, tantissime altre emittenti televisive, c'è un via vai continuo, ma in questa strada oggi ci sono solo i giornalisti. Quando abbiamo suonato il campanello la risposta che abbiamo ricevuto è stata: per piacere no, no per piacere. La stessa identica risposta l'abbiamo ricevuta suonando il campanello della casa a fianco dove vive Maria Maddalena, è la santola di Alberto, lo ha portato a battesimo, lo ha portato anche alla cresima, anche lei che ieri in qualche modo qualche parola l'aveva fatta con i giornalisti, questa volta ha detto per piacere no, lasciateci stare. Così anche il giovane che vive in una casa proprio davanti a me, amico del fratello Giulio, ha detto no, anzi ha proprio alzato la mano in segno di mandarci via. Ecco, mentre ieri ancora l'emotività faceva parlare qualcuno, oggi davvero tutti quanti hanno scelto di aspettare, perché potrebbero arrivare delle risposte da questa autopsia. Si potrà capire se Alberto sia stato colto da un malore, da qui l'impossibilità di tenere lo sterzo e di portare a destinazione questo pullman. L'autopsia permetterà anche evidentemente di, come dire, liberare le spoglie di Alberto e di poterne fissare il funerale. Adesso, dopo di voi, contiamo di fare un salto in parrocchia qui a Tezze, dove vorremmo avere così qualche notizia, qualche parola da parte del parroco, anche se purtroppo lui si è insediato alla parrocchia di Tezze di Vazzola soltanto da un anno, quindi non ha visto crescere Alberto, però sarà lui che officerà la messa per dare l'ultimo saluto ad Alberto, e quindi proveremo anche a capire con quali parole cercherà di accompagnare una comunità evidentemente sotto shock nel giorno dell'ultimo saluto ad Alberto. Dunque un quartiere che si è chiuso nel silenzio, un quartiere che attende soltanto delle risposte e dunque per questo preferisce non parlare. Proveremo a capire con il parroco con quali sentimenti accoglierà la famiglia. Vi ricordo che comunque la famiglia, quindi mamma Maria delle Rome e papà Luigi, in questo momento non sono soli, ci sono diverse persone all'interno della casa che stanno creando una sorta di cordone per proteggerli ovviamente dalle ingerenze del mondo esterno. Sul marciapiede proprio davanti alla porta di casa c'è un bel mazzo di crisantemi, fiori bianchi avvolti da carta bianca, probabilmente appunto sono stati portati da persone che conoscono per la famiglia. Ecco, io direi che da Tezze di Vazzola è tutto. Se riusciamo ad avere qualche parola dal parroco vi chiederemo la linea. Intanto, se sei d'accordo Marta, vi farei sentire il servizio che è stato realizzato dalla redazione di Treviso nella giornata di ieri, che racconta qual è stata la giornata per Tezze di Vazzola, che ha appreso della notizia del decesso di un suo concittadino. E aveva trovato la sua passione, era la sua passione, proprio di andare via col pullman, proprio era contento, insomma. Rossella Narder e il marito abitano nella casa di fronte a quella della famiglia Rizzotto. La coppia non trattiene il dolore, sconvolta, come tutta la comunità di Vazzola, come tutta Italia, dalla tragedia del pullman precipitato ieri sera, poco prima delle 20 dal cavalcavia Vempa di Mestre. L'unica vittima italiana della strage è Alberto Rizzotto, 40 anni, originario di Conegliano, ma da sempre residente qui, a Tezze di Vazzola, insieme ai genitori. L'uomo era al volante del mezzo volato per 10 metri. Quello dell'autista era un lavoro intrapreso una decina d'anni fa, una vera e propria passione, racconta chi lo conosceva. La notizia che ci fosse anche lui tra le 21 vittime ha travolto la comunità sotto shock, come la signora Narder, che ha appreso solo stamattina da un messaggio del figlio della morte di Alberto. Ho ricevuto stamattina il messaggio del mio figlio, del cellulare, mi ha scritto solo così: Alberto Rizzotto, senza dir niente, perciò ho capito che era quello che io non volevo pensarci questa notte. I genitori di Alberto sono chiusi nel loro straziante dolore, le imposte chiuse. Nell'abitazione in tarda mattinata arrivano alcuni familiari, si intrattengono pochi minuti, nessuno se la sente di parlare. C'è chi arriva qui e lascia un mazzo di fiori in ricordo di Alberto. Era come un figlio per noi, ci dice ancora tra le lacrime Rossella Narder, ricordando quel ragazzo che ha visto crescere. Bravo, tranquillo,
E qui tranquilli, educatissimo. Ti salutava da lontano, se lui ti vedeva per primo. Franco Palù, amico della famiglia Rizzotto, aveva incontrato solo pochi giorni fa Alberto, che conosceva da quando era nato. Io vado a lavorare? Sì. E poi mi ha spiegato più o meno i tragedi che faceva sempre, quelli di solito, aeroporto, tutto, le solite cose, viaggi praticamente brevi. Il suo lavoro aveva trovato la sua ragione di vita con questo lavoro? La sua dimensione, sì. Anche il signor Palù lo ricorda come un ragazzo solare, allegro, unico. Era splendido, solare, ma veramente simpaticissimo, aveva sempre una battuta per tutti. Quello stesso ricordo condiviso dall'ex insegnante delle medie di Alberto. Era buono, disponibile, gentile, affabile, affettuoso, cordiale anche, come il papà, come la famiglia, insomma. Aveva già la passione per le macchine. Ma lui parlava molto dell'aereo più che altro, ricordo anche del papà. Ecco, queste allora le testimonianze raccolte a Vazzola. Noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Luna la regia, tra poco restate con noi. Eccoci, siamo nuovamente in diretta, prima edizione dei nostri telegiornali, qui con me il nostro primo ospite. Ringrazio per essere con noi il presidente della provincia di Treviso, Stefano Marcon, Marta, sindaco buongiorno. di Castelfranco. Buongiorno, grazie per essere con noi. Allora, stiamo vedendo insomma ormai da quasi 2 giorni ininterrottamente le immagini di questa tragedia, una tragedia che ha profondamente colpito l'intera regione, tant'è che insomma è stato deciso di decretare 3 giornate di lutto che stanno coinvolgendo appunto tutti i comuni e le province della nostra regione. Così è un momento veramente doloroso per chi rappresenta le istituzioni. Quando succedono queste tragedie ci si interroga sul perché, si condivide il dolore dei familiari, il rispetto insomma di coloro che hanno perso la vita, si sta in apprensione e si spera il meglio per coloro che oggi sono ricoverati nelle strutture ospedaliere, si spera che si riprendano presto e rimane un senso veramente di cordoglio, di frustrazione, di dolore veramente grande. Essere rappresentanti delle istituzioni in questi momenti è difficile e quindi ci stringiamo al cordoglio dei familiari e speriamo che, ripeto, coloro che sono negli ospedali guariscano presto. Colpiscono le storie di questi che erano turisti, che sono partiti per andare a godersi dei momenti di vacanza, dei momenti di spensieratezza e non fanno più rientro tra le loro mura domestiche ai loro cari, ed è una situazione veramente dolorosa. Certo, perché poi man mano che passano le ore emergono le storie di queste persone e ci si immedesima anche no, in queste situazioni. La coppia di giovani sposi in viaggio di nozze, lei tra l'altro aspettava un bimbo, poi i 2 bambini ricoverati a Treviso che hanno perso la mamma, uno ha perso entrambi i genitori, il signore ricoverato a Mestre che ha perso il papà, insomma sono tante storie che si intrecciano e che feriscono profondamente tutti noi, colpiscono tutti noi che stiamo vivendo no? Le comunità vengono scosse da queste tragedie, riportano a ricordi di momenti brutti vissuti tanti anni fa, per esempio a Maserata, quando un camion con un autobus ha avuto un incidente con il bus dei studenti e quindi certe ferite tornano a sanguinare per certi aspetti. Quindi sì, è veramente un momento difficile dove, ripeto, adesso in attesa e nel rispetto di questo momento di dolore attendiamo di capire il perché è capitata questa tragedia e poi capire se ci sono delle marginalità perché queste non succedano più.
Certo, nel frattempo proseguono le indagini, giustamente la magistratura e le forze dell'ordine stanno cercando di chiarire che cosa sia accaduto e come sempre accade non mancano le polemiche e gli interrogativi. Uno di questi riguarda il mezzo. Il bus era un autobus elettrico, alimentato quindi per il 100% dall'energia elettrica e si stanno sollevando degli interrogativi sulla sicurezza in caso di incendi di questi mezzi. Lei insomma della materia si intende anche abbastanza, no? Sia per il ruolo che ha nella MOM sia per la sua professione. Sì. In merito alla sicurezza di questi autobus... Ecco, chiedo scusa Marcon perché vedo che ci chiede la linea, ritorniamo subito da lei, la collega Ilaria Marchiori che si trova appunto a Mestre sul cavalcavia, proprio dove si è verificata la tragedia, assieme all'assessore Boraso, che risponde anche alle numerose polemiche che ci sono state su un'altra questione caldissima che è quella del guardrail. Ilaria, a te. Sì, eccoci qui, siamo con l'assessore Boraso, ovviamente i tempi sono strettissimi perché si sta trattenendo appositamente per noi, poi deve correre ad una riunione. Allora, assessore, all'indomani di quanto si è sentito sono scattate le polemiche, c'è chi dice che la colpa è del guardrail, c'è chi parla della responsabilità di questo buco, quel buco che vediamo alle nostre spalle, chi parla di mancanza di manutenzioni, chi dice che bisognasse intervenire prima. Lei cosa replica? No, respingo al mittente, sinceramente non è il momento delle polemiche, siamo in un lutto cittadino, ci sono 21 salme, ci sono tanti feriti, bambini feriti gravemente e sinceramente vedere queste polemiche sa dell'incredibile. C'è un'indagine alla procura, io mi attengo alle parole del dottor Kerchi, stiamo facendo le valutazioni tecniche, lasciamo fare queste valutazioni tecniche perché c'è un tema che è stato introdotto anche nelle conferenze stampa con la procura eccetera. Questo è un bus che ha strisciato violentemente per decine di metri un guardrail che ha tenuto. Non c'è nessuna frenata evidente e nessuna controsterzata per uscire da questa situazione. Io credo che bisognerebbe capire bene. Poi c'è un varco tecnico, c'è sempre stato negli ultimi 30 anni, c'è un varco per far entrare gli addetti alla manutenzione di quasi 2 metri circa. Non credo, per carità, non sono un tecnico, che un mezzo di 13 tonnellate e mezza si possa fermare, tant'è che non è uscito lì, è uscito 30-40 metri più avanti. Poi lasciamo ai tecnici fare le valutazioni, io devo difendere l'operato di chi con tanta sagacia, serietà e capacità mette il cuore e l'anima per garantire la sicurezza in 1200 km di strade della città di Venezia, d'accordo? E siamo talmente disinteressati che qui c'è in corso una gara pubblica di 6 milioni e mezzo di euro per la messa in sicurezza di questo cavalcavia. Che faccio una domanda, ma è proprio giusto che una città, può essere anche qualsiasi città, debba occuparsi di piloni realizzati negli anni 60 dallo Stato? Noi ci abbiamo messo tutto quello che è possibile, il sindaco ha recuperato delle risorse importanti e stiamo facendo, dopo la sfortuna, è stata una disgrazia enorme, abbiamo 7 nazionalità diverse di persone defunte, tanti feriti. Io credo che anche al momento del cordoglio, del rispetto, certo tutti chiediamo spiegazioni, però lanciarsi in congetture, in j'accuse, sinceramente io difendo l'operato dei miei uffici. Ecco, a proposito di operato, noi che ci conosciamo bene da tantissimo tempo e che conosciamo il territorio, sappiamo che in questa zona, ma anche in altre di Mestre, da tempo sono iniziati dei lavori. Anche qui un mese fa circa si è iniziato ad intervenire. In che modo, assessore? Con un cantiere in movimento che inizia dal cavalcavia in arrivo da Venezia, dove noi cambiamo i giunti, riasfaltiamo, ma soprattutto allarghiamo questa banchina che voi vedete degli anni 60, l'allarghiamo per poi poter mettere un guardrail a norma rispetto alla norma 2023, che non potrei mettere con questa banchina, ribadisco, devo allargare la banchina. Però, di quanti soldi parliamo? Di quanti milioni? Di 6 milioni e mezzo di euro. 3 milioni sopra il cavalcavia e 3 milioni per rinforzare i piloni sotto, perché voi sapete che dopo le vicende di Genova, insomma, credo che ogni città importante ha qualche cavalcavia e ogni sindaco ha cominciato a preoccuparsi di fare le valutazioni. Poi ribadisco,
che spetti proprio alla città sistemare i piloni fatti dallo Stato decine di anni fa. Lascio con una domanda ai telespettatori attenti, intelligenti di Media Nord-Est. Assessore, un'altra cosa, poi la lascio davvero andare. Noi ne abbiamo parlato anche ieri nel corso della nostra diretta straordinaria e l'abbiamo detto proprio all'alba, quando ci siamo visti proprio qui sotto, eravamo qui sotto il cavalcavia. Se ci fosse stato un guardrail, se ci fosse stata, diciamo, una copertura anche più alta, difficilmente comunque avrebbe potuto evitare che il bus precipitasse, è vero, perché allora il ministro per le infrastrutture Salvini dice, anche lui non si sente di dire che la responsabilità è da attribuire tutta al guardrail. Un professore del Politecnico di Milano dice la stessa cosa. Lei che cosa dice? Perché ieri lei diceva anche ci fosse stato un guardrail più resistente o più alto. Io credo che le valutazioni che fa quel professore del Politecnico e di altri docenti abbiano ragione. Non credo che di fronte a un mezzo da 13 tonnellate e mezzo che perde il controllo, un guardrail, non so quale sia il guardrail che possa contenere la perdita del controllo di un mezzo, perché di fatto qui si è perso il controllo perché non c'è una frenata e non c'è una controsterzata ed è un mezzo di 13 tonnellate e mezzo. Forse questi professori del Politecnico hanno ragione, però non mi lancio in valutazioni tecniche. Certo, bene anche a me da pensarlo. Valuterà saranno le perizie del Tribunale a capire dove sta la verità su questo tema. Poi c'è anche un altro tema, e davvero poi abbiamo finito, quello che riguarda i mezzi elettrici. Qui ci sono queste batterie al litio, anche appunto lo stesso Salvini ha detto bisognerebbe controllare, capire se effettivamente non ci siano delle problematiche correlate a questo tipo di mezzi. Non lo so, è una nuova tecnologia. In giro per il nostro paese stanno arrivando questi primi bus elettrici, eccetera. Anche qui c'è da capire, molti parlano che sono fortemente pericolosi quando si incendiano queste batterie, ma nel caso di specie proprio non riguarda. La tecnologia sì, è molto criticata per aspetti, ma da un punto di vista ecologico è il più green in assoluto e questo è un elemento fondamentale. Dopo sul tema della pericolosità non lascio, secondo me sarà il tempo a dirci che la tecnologia poi si deve adeguare e si deve provare nel tempo, però non sono in grado di giudicare tecnicamente. Ringrazio l'assessore comunale Renato Boraso, la lascio libera. Vi volevo dire solo altre due cose, poi restituisco la linea. Una precisazione per quanto riguarda il fatto che l'autobus in qualche modo abbia preso fuoco. Ieri durante il suo punto stampa il procuratore capo Bruno Cherchi ha evidenziato il fatto che non ci fossero state fiamme o comunque un incendio prima della caduta qui dal cavalcavia e che sono arrivate attraverso poi i cavi, tranciando appunto i cavi, e una fuoriuscita di questo gas dalle batterie a litio. Quindi quello che si era detto proprio ancora all'inizio, che si erano viste delle fiamme prima del fatto che precipitasse, non è così. Quindi ora per capire che cosa effettivamente sia successo sia al mezzo che poi anche nella dinamica, bisognerà, come ha detto ieri stesso il procuratore, attendere l'autopsia che verrà effettuata sul corpo dell'autista Alberto Rizzotto, perché questa rivelerà se effettivamente possa esserci stato un malore, e poi esaminare le scatole nere del mezzo, che lo ricordiamo in questo momento si trova in un'area protetta all'interno dell'ex mercato ortofrutticolo di Mestre, quella dove fino alla settimana scorsa c'era il Luna Park, per capirci, per chi magari non conoscesse troppo bene la zona, e poi tutte le indagini anche proprio sul guardrail, su questa parte qui che è stata sequestrata, che ci sta facendo vedere in questo momento con le sue immagini Sandro Ponchio. Qui da Mestre è tutto. Io, se non ci sono domande o richiesta di chiarimenti, restituisco la linea allo studio. Grazie mille Ilaria, grazie ancora per questo collegamento a te e a Sandro Ponchio. Allora noi ritorniamo in studio con Stefano Marcona. Appunto sono stati toccati vari temi, no? Da un lato questo del guardrail, vedremo che cosa stabiliranno le perizie e tutti gli accertamenti, dal lato quello appunto dei mezzi elettrici. Dicevamo una questione insomma di cui lei se ne intende, sia per il ruolo all'interno della MOM sia per la sua attività professionale, no? Intendo, insomma, diciamo che in qualche caso l'abbiamo toccato con mano. Allora, rispetto al guardrail, se posso fare anch'io
alcune considerazioni, condivido quanto diceva l'assessore, cioè che c'è questa strisciata di 50 metri dove il guardrail sostanzialmente ha tenuto, ma ha anche il suo senso, no? Nel senso che è nella stessa direzione di marcia del mezzo e quindi c'è un appoggio, non è uno scontro frontale a T. E condivido anche la riflessione del professore del Politecnico, non c'è guardrail che tenga se tu hai uno scontro perpendicolare con un mezzo di quei pesi là. Difficilmente trovi un qualcosa che fa anche resistenza. L'altezza, poi il peso e l'altezza del mezzo. Peso, no? Secondo me il peso, il baricentro è molto basso in quei mezzi lì perché le batterie sono messe nel pianale e quindi il baricentro, essendo basso, difficilmente si ribalta. Non si è ribaltato, secondo me, perché c'è stato uno sbilanciamento di peso. Io credo, ma dopo spero di non dire delle cavolate, ma vedendo anche il video dove si vede che sostanzialmente l'autobus si è ribaltato ed era quasi fermo, non era a velocità elevata quando si ribalta. Lì probabilmente, ma usiamo il condizionale, poi vedremo cosa diranno coloro che stanno conducendo le indagini. Nel varco tecnico tra i due guardrail, il mezzo non ha più trovato resistenza a destra, è salito sopra l'altro e ha fatto leva. C'era anche un piccolo scalino, no? Lì. Può essere, sono tutte riflessioni che peraltro magari sono già state avanzate e stiamo condividendo giusto per provare a darci qualche risposta che poi nasca da un malore dell'autista piuttosto che ce lo diranno quando finiranno le indagini. Sull'incendio abbiamo visto che non c'era una propagazione di fiamme di quelle che si vedono magari nel momento in cui prende fuoco un'auto alimentata a benzina piuttosto che una a metano o GPL, perché i sistemi di sicurezza magari fanno uscire il carburante. Autobus che vanno a metano ce ne sono molti in circolazione, tanto in provincia di Treviso quanto in quella di Venezia, e io non so se il rischio di incendio di un autobus elettrico sia superiore magari a quello di un autobus a metano nel momento in cui capita un incidente, e non è neanche detto che in tutti gli incidenti succeda un incendio. Qui si vede che quando con l'autobus ribaltato c'è del fumo, ci sono alcuni principi di incendio che poi peraltro in qualche modo sono stati contenuti dai vigili del fuoco. Certo è che quando un autobus o un'auto elettrica vede le batterie interessate da incendio, hanno delle procedure di estinzione, cioè di spegnimento dell'incendio più articolate e più lunghe, tant'è che io so che il nostro corpo di polizia, di vigili del fuoco, fa degli approfondimenti specifici su come si comporta nel momento in cui c'è un incendio di un'auto elettrica o di un mezzo alimentato da batterie elettriche. Si vede che l'autobus non è completamente bruciato, ci sono delle parti che sono stati interessati da incendio e ribadisco che non è stato un incendio come quello che potrebbe avvenire quando hai un carburante che sia con un punto di infiammabilità alto. Lì oltre all'incendio di solito succede anche l'esplosione, no? E quindi non è detto che se l'autobus fosse stato a gas piuttosto che a gasolio... Il gasolio ha un punto di infiammabilità più basso, allora verosimilmente non è soggetto all'esplosione, diciamo così, prende fuoco, ma se fosse benzina piuttosto che GPL o metano, lì c'è una propagazione molto ma molto più veloce e pericolosa sostanzialmente, cioè il tempo di reazione, il tempo di intervento si riduce di molto proporzionalmente all'infiammabilità del carburante. Quindi per quel che posso pensare io, non è che perché l'autobus è elettrico ci siano maggiori rischi rispetto all'incendio. La tecnologia di questi autobus mi dicono essere una tecnologia molto avanzata, stanno circolando da un anno e problemi tecnici non ne sono stati riscontrati. È una casa di produzione cinese che mi dicono essere la più grande al mondo per la produzione di autobus elettrici. Quindi, ripeto, bisogna attendere l'esito degli inquirenti, capire bene
come è stata la dinamica, quali sono state le cause e quali possono essere stati eventuali responsabilità, e competerà alle autorità preposte. Certo è che rimane questa tragedia immane che oggi ci porta qui a commentare il post, purtroppo. Purtroppo sì. Nella flotta della MOM ce ne sono di autobus come questo? Sono in arrivo. Arriveranno l'anno prossimo, c'è un parco mezzi che verrà sostituito da parchi mezzi obsoleti, che hanno magari una decina d'anni o 15 anni, Euro 2, Euro 3, questo in virtù della transizione ecologica e grazie ai fondi messi a disposizione, intercettati dai vari enti, consentirà a MOM di fare una sostituzione importante di mezzi, di cui una parte saranno anche elettrici, magari dedicati a particolari tratte dove la sensibilità rispetto all'inquinamento è più alta e quindi non c'è niente di meglio di un autobus elettrico nel momento in cui tu vuoi andare a contrastare l'inquinamento che deriva dal punto di vista ecologico, e dell'impatto ambientale. Questi mi dicono avere anche un'autonomia abbastanza buona sui 400 km, non credo. Magari per le tratte extraurbane non si possono tenere molto in considerazione, non lo so, adesso insomma sappiamo che sono privilegiati per le tratte urbane questi tipi di mezzo perché appunto vanno sostanzialmente ad impatto zero ambientalmente parlando. E visti gli ultimi dati che ci sono sull'inquinamento delle nostre zone, è chiaro che anche questo ovviamente è un fattore che ha un peso non da poco. Sono dettagli non indifferenti, certo il problema dell'inquinamento della pianura padana non lo risolviamo di certo sostituendo gli autobus, ma diamo risposte insomma in questo tema e la somma di piccoli dettagli farà le differenze e quindi per quel che concerne il trasporto pubblico locale l'attenzione è alta nel rinnovo del parco rotante. Certo, noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, diamo la linea alla regia, subito dopo torniamo in diretta per continuare a parlare di quanto accaduto a Mestre. A tra poco. Eccoci, siamo nuovamente in diretta, prima edizione dei nostri telegiornali dedicata alla strage di Mestre e ci ha raggiunto in studio, lo ringrazio e lo saluto per essere con noi, il dottor Luca Pezzullo, presidente dell'Ordine degli Psicologi del Veneto. Grazie Buona mille. giornata, dottore, grazie per essere con noi. Sono giornate davvero molto difficili per tutti noi naturalmente che ci troviamo ad affrontare una tragedia di queste proporzioni, per voi psicologi in particolare. Lei tra l'altro è psicologo dell'emergenza, sì. Quindi quell'aspetto, la branca diciamo della psicologia che si occupa proprio di portare tutto quel supporto necessario in situazioni di emergenza, dai disastri ai terremoti alle tragedie appunto come appunto questa. Che giornate sono? Sono giornate sicuramente molto intense, sono giornate di particolare complessità anche perché effettivamente ci troviamo in una situazione molto particolare. L'evento è un cosiddetto maxi evento, quindi ci sono stati molti morti, molti feriti e molte quindi famiglie da assistere. La particolarità dell'attivazione che è stata immediata, in questo io devo riscontrare che il sistema ha funzionato molto bene, il piano di massiccio afflusso feriti della ASL 3 ha funzionato immediatamente, sono state immediatamente attivate nelle varie ASL coinvolte, la 3, la 2, tutta una serie di servizi di assistenza alla popolazione e in particolare ai parenti delle vittime, ai feriti e ai parenti delle vittime, hanno permesso di costruire un contenitore per questa esperienza. Però chiaramente nelle prime ore, essendo soprattutto stranieri, c'è stata una sorta di mismatch tra quello che ci si aspettava. Non sono arrivati subito i parenti, è stato necessario attivare tutta una rete di contatti che sono passati anche attraverso i consolati, attraverso appunto le appartenenze consolari di riferimento, per gestire una macchina che permettesse di assistere una serie di feriti e di accogliere tutti i parenti in arrivo, costruendo per loro un contenitore relazionale per gestire comunicazioni molto difficili. Le perdite, i feriti, la necessità di ricongiungere nuclei familiari, c'era anche una difficoltà nel riconoscimento delle salme e dei feriti perché diversi non avevano i documenti. Questo ha comportato la necessità di fare un lavoro psicologico particolarmente complesso che sta continuando dal 3 sera ininterrottamente e proseguirà anche nei prossimi giorni.
Ecco, un lavoro quindi molto complesso e articolato, e tra l'altro c'è anche il problema linguistico, trattandosi di persone straniere, c'è il problema ulteriore che diversi sono minori coinvolti, quindi dei bimbi con i quali è ancora più complicato, no, avere un approccio di questo tipo. Esattamente, in questo caso normalmente l'approccio della psicologia dell'emergenza prevede di creare una continuità nella cura, quindi di assegnare degli psicologi che vanno a assistere nella continuità a questi nuclei familiari e che soprattutto per quando sono coinvolti dei minori vanno a costruire proprio una rete di ricongiungimento laddove possibile o di contenimento di queste situazioni. Ci sono una serie di situazioni specifiche, entrare nel merito ovviamente non è possibile in questo momento, però in questi casi bisogna sempre cercare di costruire una sorta di continuità. L'evento di emergenza lo possiamo intendere come un trauma, inteso come, proprio nel termine filologico, il trauma è un'interruzione di una linea biografica, un'interruzione improvvisa in attesa di un'esperienza di vita, di una famiglia, di un'esperienza di vita personale, di una serie di perdite che ci possono essere. Allora questa interruzione netta richiede il tentativo di essere ricucita progressivamente e questo lavoro di faticosa ricucitura, che può durare settimane, mesi, in alcuni casi anni, deve avviarsi però già nelle prime ore per dare la possibilità di rendere pensabile quello che sta succedendo, perché nelle prime ore, nei primi giorni è molto difficile anche realizzare il significato, il senso di qualcosa che apparentemente un senso non può averlo. Ecco, dottor Pezzullo, dicevamo che questa è una tragedia ovviamente che ha come protagoniste le persone che l'hanno vissuta direttamente, quindi i familiari delle vittime e i sopravvissuti, ma poi c'è anche tutto quel mondo che è ruotato attorno a questo dramma, sia le persone che hanno assistito, perché abbiamo sentito testimonianze di persone che hanno assistito alla tragedia e che non riuscivano più nemmeno a muoversi, a risalire in macchina, a tornare a casa, sia gli stessi soccorritori che pur essendo formati e per certi versi anche abituati ad affrontare situazioni difficili e drammatiche, si sono trovati effettivamente di fronte a qualcosa di grande e traumatico anche per loro. Assolutamente sì, e questo è uno dei concetti fondamentali che deve essere ben chiaro. L'evento traumatico non impatta solo sulle vittime, sui feriti, sulle famiglie, impatta su tutte le persone che ne possono essere coinvolte. L'esempio dei soccorritori è emblematico. I soccorritori fanno già un'opera che potremmo definire, tra virgolette, eroica. Andare a tirare fuori dalle lamiere in un rischio di incendio dei bambini, delle persone ferite, delle salme carbonizzate, qualcosa che impatta emotivamente, ha un carico emotivo estremamente significativo. È un carico emotivo che la persona si porta dietro, anche l'operatore esperto, ed è un carico emotivo che c'è diritto, dovere di aiutare a condividere e rielaborare. Il tema del trauma potenziale o delle traumatizzazioni potenziali per gli operatori del soccorso è un tema che è stato troppo negato in Italia, troppo a lungo. In realtà chi si va a far carico di questo tipo di dimensioni emotive impattanti, che sono anche con cui è facile identificarsi, credo che tutti, guardando queste immagini, sentendo queste storie, ci siamo immaginati se succedesse a me, se succedesse alla mia famiglia, se mi trovassi in una situazione del genere come starei, ed è anche forse questo l'impatto emotivo che ci porta a una situazione di emergenza, perché l'identificazione è facile, ma quando l'identificazione è facile su perdite di questo tipo, poi l'impatto emotivo, anche potenzialmente traumatogeno in alcuni casi, per chi ha più diretto contatto diventa forte. Allora gli operatori che hanno estratto queste persone dalle lamiere, che si sono prese cure dei feriti, che si sono prese cura dei bambini, che hanno sistemato le salme, hanno un carico, una fatica emotiva che deve essere riconosciuta e presa in carico dal sistema. Gli interventi di supporto psicologico non si fermano, non si devono fermare solo alle vittime primarie, ma anche a tutta la rete di vittime secondarie e di potenziali vittime terziarie. Certo, senz'altro, è un discorso che è emerso anche con il Covid, no? Ma magari ne parliamo dopo. Diciamo è necessaria quindi anche una formazione in questo senso da parte degli operatori. Penso ad esempio, ed è un caso forse magari anche voi l'avete provato come comuni per quanto riguarda la polizia locale, no? Per esempio la formazione a dare anche determinate informazioni quando si deve avvisare una famiglia della perdita di una persona cara, magari in un incidente stradale, in un evento così appunto drammatico. Di recente abbiamo fatto delle formazioni appunto perché è la polizia locale che debba andare in una famiglia a comunicare magari un decesso da incidente stradale non è una cosa semplice, perché come ha detto il dottore è un trauma e il portatore di quel trauma è proprio quello che va a comunicare, che lo trasporta, ci sono
metodologie per poter affrontare questo tipo di percorso, che poi coinvolge anche chi porta la notizia, perché come è stato detto non è che siano avulsi poi alla tragedia che si sta vivendo. Viene in mente anche la parte istituzionale, cioè io ho visto l'assessore Boraso, vorrei esprimergli la mia solidarietà, perché in questo momento si sentono caricati di interrogativi, di polemiche, piuttosto che di responsabilità da accertare inconsapevolmente un trauma. Certo, è un trauma diverso, per l'amor del cielo, ma nella rete allargata di coloro che vengono colpiti da queste tragedie è molto più allargata di quello che può sembrare di primo acchito, e quindi gli interventi che sempre di più vedono coinvolti gli psicologi, l'ordine e tutti i psicologi del Veneto, della provincia di Treviso, so che c'è questo tipo di approccio, è fondamentale perché poi siamo ancora in un momento oggi di dolore, ma la vita prosegue per tutti coloro che sono rimasti, prosegue con i dolori e con le criticità del momento, del trauma, mi ripeto, ma prosegue e bisogna cercare di fare in modo tale che prosegua nel miglior modo possibile e non è semplice. Vi sono fortunatamente operatori o nel tessuto nostro qui delle professionalità che aiutano a mitigare questo dolore per quanto sia possibile mitigarlo. È proprio così, no? Assolutamente, l'obiettivo è questo, di cercare di ridare la pensabilità e la possibilità di una continuità esistenziale dopo un evento di questo tipo. Si parla spesso di continuità assistenziale, l'intervento psicologico in queste situazioni cerca di dare una continuità esistenziale, la possibilità di pensarsi in un futuro possibile e necessario, nonostante la situazione disperata e disperante in cui ci si può sentire in quel momento. Ed è un lavoro che ovviamente è molto impegnativo, è un lavoro che è molto difficile, che richiede chiaramente una presa in carico. Il lavoro parte dalle comunicazioni, spesso dalle comunicazioni di decesso. Giustamente è stato osservato che spesso il personale delle forze dell'ordine si trova impegnato, il personale sanitario, a dare le comunicazioni di decesso. La comunicazione di decesso è qualcosa di molto pesante per qualunque operatore, anche esperto, perché quando vai alle 3 del mattino a suonare a casa di una persona, di una madre, per dirle che il figlio non tornerà più a casa, in quel momento tu entri per sempre nella vita di quella persona. Sarà un momento segnatempo per l'esistenza di quella famiglia e tu sarai in quel momento segnatempo, e questo carico lo senti, e questo carico poi hai bisogno di elaborarlo, perché anche se lavori lucidamente, bene, fai il tuo dovere bene, è un po' come dire stai funzionando in maniera sana in una situazione folle, perché è folle quello che stai facendo. Andare a suonare a casa di qualcuno in cui ti puoi identificare per dargli una notizia di questo tipo. Allora, se una persona riesce a funzionare in maniera sana in una situazione folle, poi questo gli deve essere riconosciuto. Il carico emotivo che questo ha comportato gli deve essere riconosciuto. E non dobbiamo tornare a quelle cose che c'erano 20-25 anni fa, quando io iniziavo a muovermi nell'ambito dell'emergenza, quelle logiche del tipo: ma tanto io sono il soccorritore, io sono la forza dell'ordine, io non posso avere bisogni emotivi, io sono quello che fa le cose agli altri. Beh, queste cose non le facciamo agli altri, perché ci possiamo identificare, potrebbero capitare anche noi, l'esperienza umana la possiamo sentire. E quindi, anche se ovviamente dobbiamo essere formati, professionali, fare il nostro, dobbiamo comunque anche prenderci cura di noi nel momento in cui andiamo a prenderci cura degli altri. Perché se ci dimentichiamo questo passaggio essenziale per i nostri operatori, forse falliamo anche un dovere civico di cura nei confronti di coloro che si espongono volontariamente per lavoro a dei rischi emotivi molto maggiori della popolazione generale. E allora questa è una sfida civica, forse, riconoscere e dare dignità e legittimità a questa fatica emotiva degli operatori. Ecco, quando lei dice riconoscere, che cosa intende esattamente, dottor Pezzullo? Renderla una cosa più normale. Del disagio emotivo e psicologico non si parla tanto. Spesso c'è vergogna, spesso c'è stigma, e soprattutto in certe culture organizzative noi dobbiamo essere quelli che aiutano gli altri, non possiamo essere quelli che sentono un bisogno. C'è spesso nel sistema sanitario, nel sistema del soccorso, nel sistema delle forze dell'ordine. Questo però è un problema, perché rende rigido e fragile il sistema. Riconoscere la legittimità, la normalità di un vissuto emotivo di affaticamento emotivo importante dopo una situazione del genere è normale e mi permette di sentire riconosciuto e sostenuto in questo mio operare. Se un vigile del fuoco deve estrarre la salma di un bambino da una lamiera e quel vigile del fuoco è un genitore che ha un bambino della stessa età, è impossibile che non si identifichi. Allora bisogna fare una serie di scelte organizzative. Chi fa l'operazione, magari chi non ha figli di quell'età, cosa facciamo dopo, come ci prendiamo cura alla fine del turno di servizio di quello che è successo.
diamo un supporto e un sostegno, diamo una preparazione sugli aspetti emotivi, creiamo spazi di parole e condivisione per questi carichi che portiamo. Nella nostra cultura è facile e normale legittimare la fatica fisica. Il muratore che porta su il sacco di sabbia per 10 piani di scale, tutti riconoscono che si deve fermare un attimo a respirare, perché è stanco, è normale che sia stanco, anche se ha le spalle larghe. Un vigile del fuoco che estrae la salma di un bambino da una lamiera fa una fatica emotiva molto maggiore di questo sacco per 10 piani di scale, però è invisibile, non la vediamo e la sottovalutiamo. In realtà ha diritto e dovere di fermarsi e tirare fiato emotivo anche lui. Sono cose che colpiscono, no? nel profondo queste, perché magari non ci riflettiamo nemmeno tutti noi a sufficienza sull'importanza di tutto ciò. Per questo serve avvalersi di professionalità come quella degli psicologi, perché loro hanno la consapevolezza di che cosa significa vivere una tensione emotiva, perché ne vivono qualche volta anche loro, testimoni diretti, e hanno bisogno all'interno del loro stesso di condividerla questa tensione e si genera perché si caricano a propria volta di tutte le tensioni emotive delle persone. Un circolo virtuoso dove, avendo la consapevolezza che c'è una tensione emotiva che può avere delle difficoltà maggiori di una fatica fisica, sanno anche come trovare il modo per tornare a una dimensione, chiamiamola così, di normalità per certi aspetti, sapendo che la vita prosegue con i traumi, le interruzioni, però con alcune strategie, chiamiamole così, che, mi ripeto, tendono a limitare la tensione, a limitare il dolore e darsi una prospettiva ancora di vita. Per chi vive traumi simili non è semplice. E una volta questo non c'era, non funzionava, e vi era anche una sorta di pregiudizio nei confronti di psicologi o psicoterapeuti. Vi era. Oggi invece ci si rende conto quanto sia fondamentale, specialmente in quel tipo di momento, la professionalità, gli studi, perché nel tempo... Ma quasi timore o vergogna addirittura a chiedere un aiuto psicologico, no? È una cosa che abbiamo notato. Allora, io qui devo dire che ho una piccola speranza che con le nuove generazioni questo cambi, nel senso che forse il Covid, le sequele del Covid ci hanno portato una maggiore attenzione sulla legittimità dei bisogni psicologici, del dire io non sto male solo fisicamente, ma ho anche diritto di prendermi cura del mio benessere emotivo, perché impatta sulla mia salute, sul benessere, la mia vita familiare, personale. E adesso se ne può parlare con un po' meno vergogna di qualche anno fa. Un dato che a me ha colpito è stato il tema del bonus psicologo, se ne è parlato a lungo del bonus psicologo. Il bonus psicologo ha potuto soddisfare con i fondi a disposizione circa 40.000 richieste, ma in Italia ce ne sono state oltre 400.000, il che vuol dire che quasi 500.000 di cittadini italiani ha chiesto aiuto allo Stato per prendersi cura espressamente del proprio bisogno psicologico. E sapete la cosa interessante? Che la stragrande maggioranza dei richiedenti erano sotto i 35 anni. I ragazzi, i giovani, riconoscono, legittimano e pretendono che ci si possa prendere cura anche del proprio benessere psicologico, perché capiscono quanto impatta sulla loro qualità di vita. E questo quindi c'è un cambio positivo, di generazione, sì, assolutamente un cambio di mentalità generazionale, sì, questo senz'altro è importante. Io incontro ragazzi e adolescenti che sono arrabbiati, dicono noi vorremmo poter accedere più facilmente ai servizi psicologici. Io penso a quando ero adolescente io, e non era una frase che si sentiva tanto spesso, anzi quasi lo dicevo di nascosto se vado dallo psicologo, invece lo dicono in pubblico: io voglio avere accesso a un servizio, io ho un diritto. Cosa state facendo voi come ordine, voi come altre istituzioni per ottenere questo, per facilitarci, perché lo vogliamo? E questo mi ha colpito molto, è una cosa degli ultimi anni, ma lo vedo come trend molto importante, positivo. Senz'altro. L'evoluzione delle generazioni, le generazioni che ci hanno preceduto, se in qualche modo dovevano avere a che fare con qualcuno che si occupava di psicologia, lo faceva o con vergogna o sicuramente non accettando il fatto, molto difficilmente. Invece oggi sono i giovani... anche un po' in tutta quella percezione della malattia mentale, una volta, con la mentalità di un tempo, per cui c'era anche questa vergogna, come dire, questo fatto di voler tenere sicuramente nascosto, i predecessori del dottore qui hanno tribolato di più nella loro professione per far capire quale valore aggiunto possano portare alla comunità, specialmente in determinati eventi. Oggi condivido che le nuove generazioni si approcciano con un modo molto più positivo anche rispetto a questa tematica.
E questo è molto importante. Deve scappare Marcon, sì, vedo che guarda l'orologio perché l'abbiamo trattenuta più di quello che era stato preventivato. Grazie allora Grazie davvero voi, per essere stato con noi. Stefano Marcon, presidente della provincia di Treviso. Buon lavoro, grazie ancora. Arrivederci, buona giornata. Grazie. Noi continuiamo ancora fino alle 13:30 come sempre con il nostro telegiornale. Continuiamo con il dottor, un saluto ancora a Marcon, con il dottor Pezzullo. Mi piaceva molto tornare al discorso della immedesimarsi di cui lei parlava prima, perché diciamo tragedie come questa, se hanno delle ripercussioni molto forti ed importanti, di cui dicevamo prima, ovviamente sulle persone direttamente coinvolte, poi sui soccorritori, c'è un impatto comunque anche sulla società intera, sulle tante persone che magari sono rimaste l'altra sera, ieri, incollate alla televisione a guardare le immagini, a cercare informazioni di quanto era successo e si immedesimano nella situazione. Potevo esserci io, quante volte a noi è capitato di andare in vacanza, di salire sul bus navetta che ci riportava indietro alla struttura, così come accade in tantissime altre situazioni emergenziali. Pensiamo ai terremoti, pensiamo a tante altre, insomma, purtroppo situazioni che si stanno e che si sono verificate, senza parlare del Covid di cui dicevamo prima, certo, che è stato un trauma pesantissimo per tutti. Assolutamente sì. Queste situazioni, le emergenze in generale ci spaventano, perché di fatto da un certo punto di vista ci richiamano alla fragilità delle nostre vite, alla fragilità dei nostri progetti, alla fragilità delle nostre relazioni e al fatto che a volte non riusciamo a controllare quello che facciamo, non abbiamo un controllo completo sugli atti, sulle vicissitudini, le vicende della nostra vita, e questo ci spaventa. La nostra mente cerca di trovare un modo per controllare gli eventi o capirli o gestirli, ma non sempre questo è possibile. Allora da questo punto di vista, quando succedono eventi di questo tipo, è come se avessimo l'impressione che una sorta, come dire, nella nostra vita ordinata, precisa, prevedibile, controllabile, abbia improvvisamente fatto irruzione il caos, un elemento che va a mettere proprio in frantumi quello che era il nostro cosmo, il nostro universo ordinato e prevedibile. Quindi cerchiamo con ansia di ricostruire un nuovo cosmo possibile, un nuovo universo ordinato, una vita che sia sicura e controllabile. Questo però non sempre è possibile e le emergenze ce lo richiamano, ci angosciano per questo, soprattutto quando appunto ci possiamo identificare con queste vicissitudini. Come facciamo tutti noi a non entrare in questo tunnel dell'angoscia? Perché ogni cosa, guardando la televisione, no, ogni sera ci sono tantissime notizie, tantissime cose che tendono a creare angoscia, forte angoscia. Nell'ultimo periodo, negli ultimi anni, è aumentato ancora di più tutto ciò. Assolutamente, si tende a parlare infatti negli ultimi anni dell'emergenza continua. Abbiamo avuto il Covid, che è stata una maxi emergenza, come dire, proprio senza confini. Noi siamo abituati a pensare alle emergenze come a qualcosa che succede a un determinato gruppo di persone o in un determinato contesto. Il cratere sismico dell'Aquila, più che dell'Emilia, più che di Amatrice, oppure il Covid. Il Covid cambia le regole. Il Covid non ha più un dentro e un fuori, una zona dell'emergenza pericolosa e una zona esterna sicura. Eravamo tutti nella stessa situazione. Questo ovviamente ci turbava, ci metteva in difficoltà. Non c'era un limite tra la sicurezza e l'insicurezza. Come si fa? Beh, intanto bisogna forse accettare la cosa più difficile che chi lavora in emergenza vede spesso, che non riusciamo a controllare tutto e non possiamo controllare tutto. Però possiamo controllare alcune cose, possiamo gestire alcune cose e prendercene cura di queste cose. Secondo, in alcuni casi, soprattutto in periodi molto intensi, Covid, guerre, ecoansie, incidenti, terremoti, in questi casi, in queste situazioni è sempre meglio focalizzarsi sul gestire le situazioni che ci si trova davanti una per una senza sentirsi soverchiati completamente. E fare rete, le reti sociali sono molto importanti. Quando siamo spaventati, quando siamo preoccupati, confrontarsi con gli altri, sentire che non siamo da soli con le nostre angosce davanti a situazioni potenzialmente minacciose ci aiuta ad affrontarle meglio, ci aiuta a pensarle meglio. E paradossalmente a volte quando siamo molto spaventati, provare a prendersi cura di qualcun altro aiuta anche noi. Se sono spaventato di qualcosa e lo spiego a mio figlio e cerco di aiutarlo a capire cosa sta succedendo, calmare lui aiuta a sentire più tranquillo anche me, perché mi sento che mi sto prendendo cura di qualcuno, sento che sto facendo qualcosa di utile, sento che rispetto alla situazione non sono completamente passivo e impotente. Guardi, gli studi di psicologia ci dimostrano che gli esiti traumatici più gravi ci sono quando una persona che ha vissuto una situazione di emergenza si sente e si è sentita impotente e passiva durante l'evento. Sentirsi passivi e impotenti
senza poter fare assolutamente nulla è uno dei fattori predittivi più gravi di un trauma successivo. E allora poter fare qualcosa anche di piccolo, anche di simbolico per gli altri o per se stesso, esattamente, aiuta a anche proteggersi. noi stessi. Una persona ferita che sente che durante l'evento ha protetto qualcun altro, si è preso cura di un bambino, ha dato una mano anche piccola, anche simbolica, è psicologicamente più protetta perché sente che ha avuto un ruolo attivo nel gestire, controllare, ridurre il rischio anche per altri. E questo psicologicamente è protettivo e benefico. Allora, quando siamo molto spaventati, pensare di fare qualcosa per gli altri, paradossalmente, protegge anche noi stessi. Le emergenze tendono a farci diventare a volte un po' egoisti. E invece nel momento in cui collaboriamo e aiutiamo gli altri, stiamo aiutando molto di più noi stessi. Ecco, questo l'abbiamo visto anche nelle persone che si sono date da fare nel caso appunto di questo incidente, per aiutare gli altri e soccorrere le persone che si trovavano nel bus. Io ringrazio il dottor Pezzullo per essere stato con noi, grazie davvero, Presidente dell'Ordine degli Psicologi del Veneto. Noi siamo giunti al termine di questa edizione, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo con il nostro meteo e poi subito dopo al film del pomeriggio di Antenna 3. Questo pomeriggio il film è Appuntamento al buio di Joel Hopkins. Grazie a tutti, un buon pomeriggio. Arrivederci. Portaci gli oggetti, i mobili, i vestiti che non usi più. Da noi, guadagni. Ex novo mercatino dell'usato. Aperto 7 giorni su 7, via Vicenza 23, Vede Lago. Bentrovati al meteo. Alta pressione prevalente ma non del tutto stabile, sempre bel tempo e clima eccezionalmente mite sul nostro territorio. Vediamo insieme il dettaglio di giovedì 5 ottobre. Sul Veneto il cielo si presenterà spesso nuvoloso, non sono attese precipitazioni degne di essere menzionate, ma comunque non mancheranno ampie schiarite soleggiate. Temperature senza variazioni, minime sui 10-16 gradi, massime comprese tra 22 e 26 all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso cielo sereno o poco nuvoloso, qualche addensamento ma sole prevalente un po' ovunque. Temperature minime tra 9 e 14 gradi, massime sui 23-25 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo un'alternanza di sole e nubi con prevalenza però di tratti soleggiati. Temperature minime intorno ai 13-16 gradi, massime sui 25 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Portaci gli oggetti, i mobili, i vestiti che non usi più. Da noi, guadagni. Ex novo mercatino dell'usato. Aperto 7 giorni su 7, via Vicenza 23, Vede Lago.